sono 34.000 le assunzioni complessive di persone con disabilità e sono 24.000 invece le persone che sono in questo momento in disoccupazione. L'aspetto positivo è che ci sono a disposizione almeno 10.000 posti di lavoro che in questo momento sono rilevati dai nostri uffici proprio per gli obblighi di assunzione, e di questi 10.000 già 6.000 sono in qualche modo contrattualizzati attraverso gli accordi che i centri per l'impiego fanno con le imprese. Quindi i numeri dal punto di vista dell'offerta di lavoro sono importanti, e tenendo conto che oggi noi abbiamo solo dei 24.000 disoccupati e ne abbiamo 7.000 erotti che sono disponibili a una candidatura per il lavoro, credo che non avremo grosse difficoltà a mettere insieme domanda e offerta. La vera questione sarà invece di trovare le condizioni migliori per mettere al lavoro le persone con disabilità nelle condizioni umanamente e strutturalmente più adeguate. Da questo punto di vista io credo che la prospettiva di poter crescere, in particolare con l'articolo 14 della legge Biagi, potrà rappresentare un elemento importante di ulteriore crescita. Oggi noi siamo a 606 persone inserite nella cooperazione sociale, che potrebbero crescere e moltiplicarsi in modo significativo.